me l'agitate! Ma l'hai citato, Dio buono! Katia, ma che ti sei messa la camicia da notte? Una corona? Ma... È che ultimamente dormo in un letto a castello, Carlo! È l'unico modo per me e Renzino di stare uno sopra e uno sotto! Senti Katia, guarda, vieni qua. Vieni qua. Amore! Sì. E come sarai? Come sarai da morto? Non mi fare, non me lo fare! Ferma! Katia? Per tutte le donne? No, ferma! Ciao, furba! Ah, aspetta! Allora, mamma mia, allora Katia, questo lavoro di ragazza sui cubi secondo me ti sta dando la testa. A parte so che giri molto, è lungo e largo. Molto, guarda, ultimamente sono stata in Giappone, in Cina, in Inghilterra. Una volta sono stata anche in Comando sul cascare il cubo. Ho fatto una battuta in terra. Allora, che si dice? Carlo, ora lo devo lasciare questo lavoro perché ti devo dare una notizia importante. Cioè? Io e Renzino ci sposiamo. Oh, la grande! Ma ti tocca ancora però. Ma com'è? No, ma dai, così a sorpresa. Sì, ma non è sì. che... Cioè, Ho capito che vuol dire che sono incinta? Sì. Perché non c'è problema incinta. Con i ritmi e c'è Renzino con le spermatozoo fanno neanche tempo a presentarsi. Sono lì tutti a piacere. Guarda, è talmente veloce che se ci fosse un sesso velox gli farebbero un sacco di multe a lui. Io gli ho detto di andare un po' più piano, gli ho messo anche limiti di velocità. 50 in centro abitato. Ma l'unica cosa è tenere la distanza e sicurezza lui. Allora ultimamente per essere più chiara gli ho messo questo qui di cartello. Rallentare in prossimità di strettoia. Aspetta, però Renzino si è arrabbiato, si è arrabbiato. Mi ha detto, Biondina, non fa tanto la canzerella in questi termini stradali. Mi ha detto perché per la tua strettoia trovati un'ape, perché io ho un camion nelle strettoie e mi rovino le fiancate. Ma per dire... dai. Comunque. Proviamo ad immaginarci il matrimonio di Katia. Immagino che andrà in bianco. No, in bianco è tutta la vita ci vuole, Carlo. C'è il problema. Comunque gliel'ho chiesto io a Renzino di sposarsi. Gli ho detto, Renzino, che si fa? Ci si sposa? E lui ha detto, e che ci piglia noi due? Allora ha detto, via, allora appunto sposiamoci fra di noi. Comunque per il vestito, se tu vuoi sapere di vestiti, il Renzino è un po' indeciso, voleva venire con tutto un vestito fantasia, mi ha detto da cravatta a fiori, poi tutta la giacca a quadri, tutti i pappagalli richiamati su pantaloni, però mi sa che alla fine verrà ingessato. Ah, ingessato, bello. Sì, perché se si compra un vestito così gli tronco una gamba io, vedrai? Vabbè. Senti. E i preparativi? Non mi fa così. E i preparativi? Nuda, ha detto. No, ragazzi. No. Non se ne parla nemmeno. No, non è possibile, mi vergogno. No, e soprattutto io mi preoccupo dell'ascolto della trasmissione. Si abbassa di molto, No, scherzo, Katia, sai che sei No, lo so, sai che sei una donna affascinante. Dicevo, l'arredamento avete iniziato a scegliere? Sì, prima di tutto la camera, perché lui ha detto a Renzino, guarda, la migliore ginnasta si fa in camera. E lui mi ha detto, non ti preoccupare, c'è la stanza grande, si metterà anche la stelletta e lo step. E gli ho detto, io meno male, così ogni tanto un po' di respiro affannoso si sente in quella camera. Vabbè, comunque poi... Allora che avete scelto? Sì, siamo andati a comprare un letto particolare, e allora siamo arrivati dal commesso e gli ha detto, come lo volete, a due piazze? Dici Renzino, Biondina, a due piazze va bene, ma stiamo attenti, non ci mettere le bancherelle perché ci voglio dormire la mattina io. Cioè, sennò è un casino. Allora poi, lo fate o non lo fate, Allora poi come l'hai scelto il tuo letto? Quello no. Mi eccitano gli applausi. No, non glielo fate. No, se allora ce l'ha fatti vedere i vari tipi. Prima di tutto quella acqua. Però si è scartato quell'acqua perché dormì tutte le notti con la maschera e la pinna era un casino. Allora poi ci ha fatto vedere quello con le zanzariere, ma costava troppo, Carlo, 300.000 lire. Beh, 300.000 lire per un letto non è poi molto. Non è poi molto, 2 milioni e 2 poi per comprare le zanzare. Cioè, perché siamo bravi a fare se no? Poi ce l'ha fatto vedere uno invece modernissimo. Com'era? Con, sai quelli che si comandano vocalmente per accendere e spegnere la luce? Bello. Li conosci te, No, dico bello, l'ho visto. Li conosci tutti l'ho lui visto, proprio. ne ho sentito parlare. Sì, ne ho sentito parlare, l'ha provato te. È più o meno così, te ti addormenti, cioè ti metti lì su sotto le coperte, fai e si spegne la luce, poi e si riaccende. Capito? Ma, sì, ho capito. lo conosci? Fammelo un po' vedere. No, dai, Katia. Via.
Stai ferma! Allora, ho detto, non è che se stasera si fa qualcosina Renzino ogni tanto, a forza di fare mamma, sembra di dormire in una discoteca alle luci psichedeliche, perché dai, non è possibile, non intro nel cervello. Allora, c'ha paura. Allora alla fine ho deciso basta, cioè tanto un anno io e noi si fa poi Renzino. Allora ho deciso di comprare un letto usato. Usato? Sì, di quelli che scivolano proprio, da morire scivolano. Perché così se si fa qualcosa è meno in letto e partecipa. Vai via! Vai via!